E adesso giudiziaria con l'ormai decennale vicenda della ex Tricom di Tezze sul Brenta e del cromo esavalente. Oggi al Tribunale di Bassano del Grappa nuova udienza e nuovo rinvio e nessuna decisione quindi sui presunti colpevoli. Il servizio è di Elena Chemello. È stata rinviata al 20 aprile l'udienza davanti al GIP di Bassano, Susanna Menegazzi, per la causa che vede imputati 3 dirigenti dell'ex Tricom, l'azienda di Tezze sul Brenta, che con le sue lavorazioni di nichel e cromo viene ritenuta dall'accusa responsabile della malattia prima e della morte poi di alcuni suoi dipendenti. A costituirsi in giudizio contro i 3 dirigenti, tra i quali uno era anche sindaco del comune, oltre ai familiari di operai che per decenni erano stati addetti alle lavorazioni, anche l'Associazione Medicina Democratica, Legambiente, il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro. Gli imputati sarebbero intenzionati a chiedere il rito abbreviato. Silvio Bonanni 10 anni fa ha perso il padre Domenico a causa di un cancro. Da allora non ha mai smesso di chiedere giustizia. 10 anni sono tanti, io ho cominciato questa causa quando avevo 20 anni, oggi mi ritrovo ad averne 30 e soltanto oggi abbiamo celebrato quella che è la prima udienza preliminare. In ogni caso un giudizio abbreviato evita sicuramente il rischio della prescrizione e si ha quanto prima una sentenza, speriamo, favorevole per i familiari. Ci aspettiamo che sia fatta giustizia, ma soprattutto che questo strumento processuale serva per la sensibilizzazione della classe dirigente affinché si possano evitare e prevenire queste problematiche. All'udienza era presente anche l'attuale sindaco di Tezze sul Brenta. Anche il comune intende, insieme alla provincia, costituirsi parte civile. Ieri la giornata